Le temperature elevate di questa seconda metà del mese di agosto dovrebbero avere le ore contate. Da oggi e per le prossime 24-48 ore l'arrivo di aria atlantica dovrebbe smorzare la morsa del caldo, con una potenziale prima rottura dell'estate. Nulla di allarmante per gli amanti della bella stagione, per quanti si trovano a trascorrere ancora qualche giorno di vacanza sul nostro territorio. Solo una boccata di ossigeno in più, con una leggera flessione dell'afa. Se gli esperti al momento non si sbilanciano e soprattutto non azzardano paragoni con l'estate 2003, una prima valutazione si può fare sul sistema sanitario regionale. Il fronte caldo di questi ultimi giorni e probabilmente ancora per lungo periodo a livello regionale è stato quello conseguente al crollo del ponte Morandi. Proprio a margine della conferenza di presentazione di tutte le misure adottate per fronteggiare l'assistenza ai pazienti costretti a percorrere la direttrice da ponente a levante della città di Genova, l'assessore regionale Sonia Viale ha fornito alcuni dati anche in relazione al caldo. Quello più significativo riguarda l'assistenza territoriale, che ha dato risposte adeguate alle domande, evitando il ricorso al pronto soccorso e il ricovero di pazienti, soprattutto anziani. Direi che è stata un'emergenza caldo importante dopo quella del 2003 che ha messo a dura prova tutto il sistema sanitario, ma anche qui abbiamo avuto la capacità di dare delle risposte che sono state elaborate non soltanto alla fine, cioè nel pronto soccorso, quanto nella capacità dei territori di intercettare i bisogni. Col Comune di Genova è stata fatta un'alleanza molto forte, abbiamo individuato per tempo i pazienti fragili, generalmente anziani con più patologie, e sono stati seguiti a casa, sono stati anche contattati direttamente dai medici di medicina generale, e devo dire che il dato che poi emerge alla fine è la sintesi, un calo del 38% della mortalità rispetto al 2003.